Il segretario nazionale di Italia dei Valori, l'agrigentino Ignazio Messina, ex sindaco di Sciacca, ha incontrato il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Al Capo dello Stato ha illustrato la posizione politica e il nuovo corso del partito dopo la celebrazione dei congressi a partire da quello nazionale e le iniziative che Italia dei Valori sta portando avanti nelle istituzioni e sul territorio. Ho incontrato il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, al quale ho illustrato il nuovo corso dell'Italia dei Valori dopo i congressi nazionali, regionali e provinciali. Ho illustrato le nostre battaglie e il lavoro che vogliamo fare. Politicamente lavorare alla costruzione di un centro-sinistra di governo che sia diverso e alternativo al centrodestra e diverso anche alla demagogia di chi occupa le istituzioni senza alcun vantaggio per i cittadini. Ho parlato delle nostre battaglie, a partire dalla vendita dei beni confiscati alla mafia per evitare di aumentare le tasse ai cittadini e favorire le piccole e medie imprese e le famiglie. Ho parlato della no al gioco d'azzardo di Stato, no slot, no videopoker, che sono una piaga del nostro paese. Ho parlato di nuova Europa e di lavoro che non c'è, perché crediamo che queste siano le priorità. Abbiamo detto anche, ho detto, che Italia dei Valori sarà presente alle europee col proprio simbolo per continuare la propria azione.